vissuto Barbarigo, ha creduto in tempi diversi a noi e ci sta credendo ancora oggi, senza saperlo, ci ha riportato alle origini, ci ha riportato a casa. Era di spalle e non si accorse nemmeno che la stavo scattando una foto. Venire qui dopo tanti anni e ripercorrere le scale e... Grazie, un'emozione in più anche per me, allora grazie anche del vostro pensiero. Apriamo di presidenza per un po' di rinfresco, va bene? Ciao, ciao, che bello, Io abito in Barbarigo da 70 anni, perché sono entrato nel 1946, faccio i suoi calcoli, e ho visto tante volte il Barbarigo, ma mi emozionano queste immagini perché sono nuove per me. Sono i filtri. Dobbiamo andare a vedere tutti quanti le pagelle adesso. Ho insegnato nel 2001 e al corso della... Io devo leggere Antonio, che suo figlio. L'idea di esporre proprio qua è nata, diciamo, da un colpo di fortuna, perché Don Lorenzo era venuto a visitare la mostra precedente che avevamo fatto in parrocchia Sacro Cuore. È stato colpito un po' dall'insieme, perché non sono solo fotografie, ci sono alcuni racconti riguardanti dei momenti, delle emozioni che noi abbiamo provato mentre scattavamo la foto, che cosa ci ha colpito di queste persone, di questi ragazzi, di questi bambini. Il progetto nasce assieme alla mia compagna di viaggio Maila Bertoli per documentare le emozioni che a Padova in ogni momento, in ogni giornata noi abbiamo assieme. Quindi documentiamo oltre che il monumento, la via, anche le persone che ci vivono, le persone che vivono a Padova. Io vivo di emozioni, nel senso che io devo svegliarmi la mattina e ho bisogno di emozionare, o vado alla ricerca anche delle emozioni, perché se non le trovo, le devo trovare.